Il Consiglio regionale del Veneto, con un passaggio in commissione, aggiusta il tiro sul referendum per l'autonomia. La prima decisione, che dovrebbe far felici anche le opposizioni, riguarda il costo della consultazione. Abbiamo diminuito ai 2 milioni di euro i costi necessari. La seconda scelta è stata fatta per dare la possibilità al governatore Zaia di smarcarsi nel caso di un muro contro muro sulla data con il governo. La prima opzione percorribile resta naturalmente quella dell'Election Day, in accoppiata magari con le prossime amministrative, ma se da Roma dovessero incaponirsi e non concederlo, Abbiamo dato la possibilità al Presidente Zaia di indire questo referendum anche fuori da una scadenza elettorale nazionale, così come era previsto dalla vecchia legge. Quindi questo ci aiuterà a scegliere il momento più opportuno per dare voce ai cittadini su questo tema. il PD si ribella alle modifiche e parla della possibilità concreta che la legge venga impugnata nuovamente. Questo rischia di farci sottoporre nuovamente a giudizio della Corte Costituzionale e allungare i tempi, e sarebbe non un guadagno per l'autonomia e per il pronunciamento popolare, ma un'ulteriore perdita di tempo. I Dem chiedono a Zaia di riferire a Ferrofini in merito alla trattativa con lo Stato sull'autonomia. Il primo perché il Presidente Zaia non ha ancora riferito al Consiglio se e come stia procedendo la trattativa con il governo, e per noi questo è fondamentale ed è anche il contenuto della legge attuale. Il referendum serve a dare uno scossone, uno shock per Roma. Per questo siamo convinti che si debbano, almeno su questo tema, mettere da parte le divisioni politiche.